questa di Chiavari sarà la prima di altre, specialmente nel Ponente. Noi siamo un ITS regionale ed è giusto che ci siano anche delle diramazioni nel Ponente per fare in modo che gli allievi facciano prima, siano più facilitati a frequentare. L'ITS Turismo Liguria rilancia e si fa in 3. Quando sta per partire il terzo ciclo di corsi biennali, fino al 7 novembre sono aperte le iscrizioni ai corsi di Food and Beverage Manager e quello di esperto delle strutture turistico-ricettive. Stanno per aprire anche nuove sedi succursali che si andranno ad affiancare alla sede storica di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure. Anche se l'istituto vuole estendere il suo operato in tutto il territorio regionale, le prime 2 operative a breve saranno proprio nel Tiguglio. La prima sarà a Chiavari, negli spazi dell'Istituto Gianelli, la seconda invece sempre a Santa Margherita Ligure nei locali gli scorsi anni occupati dall'Istituto Caboto. Le novità sono state illustrate dal presidente della Fondazione ITS Turismo Liguria nel corso dell'evento di presentazione di tutti e 6 gli istituti tecnici superiori della Liguria che si è svolto all'Auditorium San Francesco di Chiavari, promossa dalla Confindustria del Tiguglio. Si divide i compiti. Qui a Chiavari è più orientata sulle materie della ristorazione, sull'F&B manager, sull'F&B controller, eccetera, mentre dall'altra parte, dove avremo le 7 aule al Caboto, ex Caboto, saranno corsi più orientati sul marketing, sull'amministrazione, sulla gestione e quant'altro. Il punto di forza degli ITS, tra cui quello operativo dal 2021 nel Tiguglio, è l'altissima percentuale di occupazione dei propri diplomati, ben superiore all'80%. Si tratta di corsi di formazione biennali gratuiti, per i quali è previsto anche un periodo di tirocinio nelle aziende del settore e per i più bravi anche all'estero. Per la nuova sede dei corsi a Chiavari è stata allestita un'aula didattica molto particolare e innovativa. Un'aula laboratorio con delle postazioni singole per gli allievi e una postazione per il professore e quindi con delle telecamere si proietta e il professore insegna come si prepara un piatto, come si presenta un piatto, eccetera.